Siamo stati, tra virgolette, avversari per tanto tempo, finalmente sei arrivato a casa anche tu e quindi oggi si lavora per la Dinamo. Prime impressioni dopo un mese abbondante di lavoro, Mattia? No, le prime impressioni sono buonissime, sicuramente stiamo lavorando tanto, c'è ancora tanto da lavorare perché il gruppo è nuovo, però ci stiamo impegnando, stiamo dando tutto in campo e penso che le prime sensazioni siano molto positive. Ecco. Tu hai speso parole di grande elogio per quello che è la società, per la chiamata che ti ha riguardato, ma qua funziona così, qua si guarda in primis l'uomo, poi tutto quello che arriva è ben accetto, perché chiaramente squadra qua si scrive ancora, per fortuna, con la S maiuscola. Sì, sicuramente è stato molto bello ricevere la chiamata di Sassari. La Dinamo è comunque una grande società storica e per quella che era la mia situazione a fine anno, finire l'anno con infortunio sicuramente non è facile e ho apprezzato davvero tanto la chiamata. Mi ha dato tanta voglia di lavorare, di ritornare al 100%, ancora sicuramente devo riprendere il ritmo partita, ancora devo ritornare al 100%, ma mi stanno dietro sia lo staff medico che lo staff tecnico, il preparatore, quindi devo dire che sono felice di essere qua anche per il mio percorso di riabilitazione, rientrare al 100% e poi sono disposto a dare qui più del 100% per la squadra, per tutto quello che ha dimostrato a me. Grazie a te e naturalmente vorrei ricordarti che qua si dice che Asemus Prus de no gioco e non è una cosa così, siamo molto più di un gioco. In bocca al lupo Mattia. Crepi il lupo, grazie mille.